già la vedo, cani imprigionavo rugori, ora senza più balauna, in mancanza d'amore, neanche più sopra bocca, d'arcobaleno leggero e stufoso, e non si va solo più, ma manco le stelle, attaglio a mia sofferenza e dolore. Hai bisogno d'amore, l'amore del sorriso, della tenerezza, e di tanta costanza, gli occhi belli sono e di chi vive, di nuovo ci abbracciati in già alla camaretta, di scendere una lacrimuzza, di dare una carezzetta, e così quando scende lo sole hai bisogno d'amore. Grazie Gesuele, grazie Angelo. Come al solito siete riusciti a farmi commuovere. Signore e signori, buonasera. L'associazione Gruppo Culturale Letterario Sicilia con il Mio, in collaborazione con il comune di Santa Venerina e dell'associazione Storia, Cultura e Sviluppo Territoriale, presenta del poeta, commediografo e drammaturgo Alessio Vacchi Vicolo Sacramento. Questi sono 3 episodi, tratti dal suo omonimo romanzo e intercalati da canzoni eseguite dal maestro Gesuele Sciacca e dalla sua consorte cantante Daniela Greco. Parliamo un po' di Vicolo Sacramento. Vicolo Sacramento fu messo in scena per la prima volta con un grande successo negli anni 90 sotto la regia del poeta e regista Prospero Palazzo. Purtroppo egli non è più insieme a noi, come non lo è più la nostra grande lei è scomparsa in questi giorni. Un nostro grande dispiacere, la ricordiamo proprio in questa occasione. Per onorare questi 2 artisti vi prego di omaggiarli insieme a noi, come già abbiamo fatto, con un grosso applauso, ed è solamente una cosa ripetitiva e che so che vi fa piacere, quindi Vicolo Sacramento, si divide così. Cos'è Vicolo Sacramento? Oltre ad essere un'opera straordinaria del nostro Alessio Vacchi, che ricordiamo, oltre ad essere un poeta, uno scrittore, un traslatore e anche un commediografo, è uno scrittore di storie vissute. Quindi parliamo di questo Vicolo Sacramento. Nel primo episodio di Vicolo Sacramento esordirà il protagonista chiave del romanzo di Alessio Vacchi, che è un uomo in conflitto con la società, la quale lo ritiene un pazzo, ma in realtà pazzo non è. Lui cerca giustizia e soprattutto amore, e il cielo è il suo trascendentale, lo condurrà alla svolta definitiva della sua vita. Nel secondo episodio, anch'esso drammatico, vedremo invece il rapporto tra una madre e un figlio, come un qualcosa che in profondità il sentimento sfugge alla ragione, alla cosa di tutti i giorni. Attraverso un piccolo gesto, il dono di qualche effettività
fettina di carne alla madre, si svolgerà tutto il racconto d'amore, fino al tragico epilogo. In ultimo, vedremo, sorridente, sicuramente per la comicità e tant'altro, che cosa accade in un tipico processo catanese, tipico proprio degli anni 60, che contiene un'importante morale, ma non vi anticipo quale. Lo scoprirete da voi vedendo la storia. A conclusione avremmo dovuto chiamare a noi il prefatore di quest'opera delle sue parti, e quindi il grande professor Giovanni Vecchio, che salutiamo con un grandissimo applauso. Bloccato dall'influenza della febbre alta. E quindi andremo avanti, avremo però la presenza del grande professore Gregorio Monaco, che salutiamo e se qui vi preghiamo vivamente di silenziare tutti i telefoni, perché tra pochissimo lo spettacolo inizierà. Buona visione. È scesa all'improvviso la ilata di dopo pranzo. In Sicilia è raro che si manifesti, ma lo svolazzare delle foglie e l'impetuoso girare del vento gelido ne sono indubitabili segni. Le mura, il basolato e il cielo sopra Vicolo Sacramento attendono come ogni giorno il ritorno del loro incompreso inquilino. Lo pazzo. L'uomo è alto, inaspettatamente distinto nel suo lungo e logoro pastrano. Il viso magro ha dei delineamenti intagliati da un'ineffabile sofferenza. Gli occhi scuri, ardenti, mentre, bastone in pugno, grida la sua costernazione. No, figlio mio, l'arcano non è arma limpia. Non t'avvicinare, Chiridà. Allatiti piuttosto vicino al mio. Dondolo, cai la tua casa. Siamo annuauci. Vieni, vieni. Ansiatevi tutti, uomini della notte. E che pazzo sono? Lasciatemi stare in pace. Voglio stare solo. Solo. Con la mia pazzia. È l'una. È l'una. Un giorno sta per finire. Io lo sento e tutto lo so carico
di bene e di mala sorte. Sì, è Luca. Addormisci, piccolo sacramento. Il freddo. Pace. I sentiti, pace. Unissimi. Dopo siete pace. Lo benedicato Signoria. Avete scusare se vi disturbo, ma avevo bisogno di parlare da amichetta con voi. Io sono un povero pazzo. È vero. Non hai un letto. Non ristavo per ricchezza. Sulla mia pazzia. Sì, la mia pazzia. Aiuta io. Caretta. Dalla compuzza. Ma non tu. Me la può levare. Perché è mia. Mia. Ma appartiene. Pace. Lo sai che mi è successo ieri? Passai la notte dalla mia camera. Che feci? Niente. Che ci parla così? Ci sai solo mano a due prepotenti, a due che si sentivano importanti, gente di Stato. Mi facevano flagrante a mia. Sì, a mia. Mi dici, le mani non sono mai accusati. Ma perché? Perché no, se non vai a difendere? Alla violenza non si risponde mai con la violenza. Giusto, ma va sia. I sacramenti ne ricevendo. Che fa, non li vede? Ah, li vede? E porco mondo te! No, non io. Voleva dire venire in tuo cielo. Dunque, se dovessimo fare passare come doveva dare a Cesare ciò che di Cesare è possibile. So che sono quasi perché questa cosa non aveva mai tornato i pazzi. Perché? Mangenti? Ah, i ricchi servitori di Cesare nulla da fare. Cosa? Ognuno di noi aveva a fare solo che tu lo sapevi fare. Basta. Avere cori. È bella sta socciumata. E dunque, aiuti, la prepotenza, guarda, la sofferenza, no,
i sassi venne che danno qui, oltre a essere pazzo. Non ho pure sotto, io non ci sento. Non c'è bisogno da ricchi e sentire la sua parola. Basta avere cuore. Il saggio più cadde, non me ne c'è, che ruda parola, perché io sono pazzo, e tu non capisci niente. Vabbè, ora me ne vai a corcare. Carnecchio, benedica la signoria, benedica signor Lucio. Ognuno di voi affari. Sì, ci vuole come? Ci vuole come? Un pochino. Lo sapete fare, sì. Ci vuole come? Sì, ci vuole. Dai, fai cosché devo! Piccirita. Mi scaldare, Margaretta. Io sono un pazzo. È vero. Ma non faccio niente. Niente. Venite. Succedi. Di pazienza. Chissà. Che cosa di niente? Le scarcette sono di chiuse. Ora ci penso io, ecco. Sì. Sta venendo, Margaretta. Il sangue già si staglia. Non ne siglio. No, mi sta facendo. Che fai? E chi mi ammazza? Io sono più pazzo. E non me ne prendi. Facendo tu? Che volere con sto dosinio? Ma tu così veramente? Quasi! Voi avevo ragione! Il numero di nuanti da fare solo che tu cosa mi fai? Basta avere cuore, basta avere cuore.
È lui. È lui. Un giorno sta qui nasce. Io lo sento bene. Con tutto lo so carico dei beni e dei malasorti. Sì, è lui. Arrivitevi. Vivo lo sacramento. Sacramentesi, amici, venite a picchiare la carne. C'hai questo meno cosci di pollo, poche capoliato e due capriozzi di salsiccia. Aiutatemi, amici, per non che io me la mangio. Lo davo, signore. No, perché? Perché? Succede cosa? No, non ti sei, grazie. No, vieni in calma, così presto. Chissà, volessi buttare il pentifere di venire in 5, non si mangia mai le cose buone, da picchieretta. Vai bene a pensare, Santa Cristiana solo te. Ora tu non la metto 5 a fisca che hai. Tranquillo. Grazie, signore. Io, a Bussia, ti rispetto come un padre. Chi lo sa, vero? Grazie, lo saggio. Ma guarda, parliamo di te, ci sono un dottore, Michele. Come ti senti? Sì, quando lo dottore. Sì. E dove? Che ti dici? Mi poteva dire, signore, mi poteva dire. Picca mi diresti. Come che te ne resti? Se la settimana. Come una settimana? Signore, che cosa mi chiama? Grazie a Dio, ci posso credere! Ci avete credere. Non ancora più carico. Che malo destino, fucchi tu d'occhio, che malo destino, Michele! Avete ragione. Malo destino, figlio mio, malo. Aspetta, Michele, ho detto che la carne non c'è l'aria. Quando tu la carne, aspetta un attimo. Grazie. Aspetta un capo.
sto dedicando a domani e farò la ricciatata. Grazie, zio. Ma quando sei a dare? Non mi fare sediare, quindi dilla e poi dirne domani. Signori Martinelli. Grazie. Michele, Pace, a Federica. figlio mio, Come mi sentite oggi? mamma, c'è pure la razza dello Signore. E la mamma. Sono contento. Invece, mamma, ti piace? Guarda, io ti vedo un po' asciugadello. C'erano chi vivono imbussati. Maccia. Tu sai che vengo solo a te, non mi fai preoccupare. Faccio. Ma sia, non devi sterniciare. Io sono solo un po' stanco. Il travaglio, mi sa, è pesante la minera. Osaccio, figlio mio. Osaccio, Maciuzza. Tu ti dai la vita, non da tinta minera. Che ti pare che non lo so? Tu travagli assai. Travagli per lui, no più. Ascolta. Tu travagli troppo assai. Quando io ti dico che a me non mi manca niente. Grazie alla Signora mia, non mi manca niente. Ascolta. No, così, hai bisogno di cuore, per mangiare cose sostanziose, e con la tinta e misera pensione capigliati, non nada che rienno. Ecco, chi le potesse a bella carne, se mangiasse, se non se ne vuole che ne regalo ancora prima delle sue corna. Figlio mio, io ti ringrazio. La carne, non ti voglio. Ma come no? Se facessi con la cavalla, che sangue mi fa? Poi qui, vedete come mi sentite meglio. Ascolta, figlio mio. Se ti capita di sapere dare una scudina, ma tu, fino a domenica, assettiti e stati bello riposato. Ascoltami. Se tu non hai tanto tempo, io metto super fuoco la manina e ti la russatria a sapere carne. Che dice, mangia ti racconto come in Giulini, Roggio e Lumei di Sicilia. Che dice, mangia? A mia? Ma perché a mia? Sì, mangia. Ascoltami, non fare una questione. E andando, non ti striniciare, perché già chi io lo faccio. E lo pensiamo. Ma tu, resta qua. Aiuti la consola a tavola presto e in 2 minuti porto tutta a tavola, cuore mio. Che dice, Marci? Che ci pare? Canosaccio, che sta facendo di tutto per fare mica mangiare a me a sta bella carne. Si scherzi, ma non si fanno. Io replico e dico, sta carne è più possibile, che lo so bene. Marci, ma che scherzo. Ascoltami, non mi fate picchiare di collera. Non già basta, ma la nuova che ricordo. Ci mangi solo tu. Marci, ti porto tutta a tavola. Che dice Marci? Ti la conso presto a tavola e ti la servo subito. Sempre come mi sto comando. Torno subito. Come finire?
Oh. Più mio casugno. Ma adesso così sto? Certo. Ti mangi sta carne calda calda, che ti la vestì e te la pensai con un meglio salumerio di Sicilia. Grazie, Manci. Dove sono? Ora, però, possiamo restare attaccare, vicino a mia. Se non che non mi cala. Tu caso, quando resto solo? Ma mangia. Tu, stacci un grido con me. Mangia. Sia? No. È una mia. Se vuole che mangio, vero? Stacci un grido. Tu stacci un grido. Io, la mattina, tutte da noi. Ma ti faccio con me. E tu ti facevi di tomaggio. Prima cosa di vita, prima cosa di vita sempre giocare. Che te ne fai? Che te ne fai? Mangia, mangia, a mucca mangia. E una. È muto l'anno Dio. Mangia, mangia. Ora basta, però. Ora possiamo, vero? Certo. Ora tocca a me. Ora tocca a me. Cosa da mamma. Ora tocca a me. E non mi cori. Quando in Gigio vieni di chiasco? Ma che ti pare che teniamo per anni quando a chi da sono? Muto ti dico. Io mangia. Mangia, mangia. E su quanti? Ora basta. Ora buzzia. Sostanza di pace. Sostanza di pace. Ma tu cori di fa sostanza, mangia. Solo questa voi. Questa stanza. Quello che mi sa. E addio. Sciando di largo e caratterizzazione che è la mia. Renditi più mio. Mi commuovo per Dio. E ti voglio bene. Ti amo. Non sai quanto. Io, Samir, quando io, Michele!
Signore, buonasera. Buonasera, Buonasera. Comodi. Giudice Arnaldo, si segga qua. Qua manca qualcosa. Al solito. Prima di iniziare voglio parlare con i signori che stanno assistendo al processo, mi raccomando. Non facete schifo come solo, io sa che sto parlando soprattutto con gli amici della signora qua, per esempio, che non avevano ottenuto sacramento, che facete sempre schifo, io vi conosco a uno, vi porto direttamente in carcere, signori miei, stiamo attenti. Signora Sozza, devo parlare io, lei si sta sopra. Abbiamo capito tipo, signori miei, cerchiamo di stare nei modi perché allora io chiudo l'udienza subito, senza problemi. Fallo vedere che può fare, chiude l'udienza. Guardi, datela fuori, chi sta che mangia? Sì, si assettato, ho capito che sto avanti, si assettato. Che numero che abbiamo visto che buoni, sempre femmine denti. Signora Sutta, comunque lasciamo perdere. Scusate, io qua all'altro che padrone della lingua dei segni, se qualcuno è sordo e non sente, alzi la mano. Non sono assunto come fai questa dama, Benissimo. Non ho capito, ma il cancelliere Armando Ickes, un è stato miscio. E come mai è stato miscio? Che cosa è successo? A sera che cosa fa? Se non vivo un palazzo? No. Ha alzato il corpo, cioè significa che si imbriagava. Che ma non è che è remoto, che si imbriaga. Che cosa? E chi sto quello? Il nuovo cancelliere. Ma almeno abbiamo guadagnato in gioventù. Ma chi sto com'è? Sicuramente il giudice all'altro vuole dire che è un bravo ragazzo. È la fine del mondo, questo vuole dire, la fine del mondo. Va bene, dunque possiamo iniziare il processo. Si segna cancelliere. Signore mie, mi raccomando, ora iniziamo, mi raccomando, stiamo tranquilli, dobbiamo portare a finire questo processo perché non avete da mangiare, la cosa che lo chiedo. Avanti, legga quello che deve leggere, gli era detto al nome che se quello che deve leggere? Sì. Era detto. A posto sempre, andiamo alla passata, va bene, legga pure, registri, si segna. Sta per iniziare il dibattimento di un processo per omicidio. Che c'è se fa la missione che si spiegava per gli stupidi, ma va. Allora, avevo l'imputata. All'altro l'avvocato di Penzuri. E dopo qui c'è un pubblico ministero. Si vede amica, ma non sta amica del signor pubblico ministero, ma davanti comincerei l'interrogatorio, così c'è la professoressa di Dio Maga. Grazie, signor Presidente. Prego. Siamo a vedere a Suzza un banco di testimoni. Ma sei che pubblico ministero? Ma che fanno? Non mi indicate se già il banco di testimoni? Chi chiama? Andiamo avanti. Giudici. La testa se la presente, sì. Non ce l'ho da. Signor giudici, Sì, signor. signor pubblico ministro, a quelli per rispetto. Signora Sozza, non cominciamo, non è pubblico ministro, è pubblico ministero. Cerchiamo di dire la parola, non ne so, non è che ci vuole assai. Pubblico ministero, va bene? Allora, procediamo, signore. Procediamo, pubblico ministero. Oh, grazie, signor Presidente. Leggo da queste carte, ma voi siete la signora Agata Suzza, detta Itina, di anni 47. Ma chi c'è da dire che 47 anni? Chi fa? Sta mucciando? 47? Come la bocciare? Ma gli salati.
figlia di Raponarma, Giovanni Assuzza e di Sara Sidiolo, nata a Catania il 18 di gennaio dell'anno 1921 e ivi residente in vicolo Sacramento numero 17. È giusto? So che c'è scritto qua? Ah, così dicono. Chi sta la verità? Andavo, caduta qui, signora Struzza, a casa di solo la massima verità, nient'altro che la verità, non cominciamo a mettere chiedere. Ma perché chi ci stava dicendo? Allora, se ne andavo, tutta la verità. Va bene, dunque ho giurato. Quando stiamo a salute? Dicono giurate come siete giurati. Giuro, quando stiamo a salute, quando signora, formuliamo Grazie, signor Presidente. Signora Assuzza, a rispondere a questa precisa domanda. Il giorno 27 di dicembre dell'anno 1957, voi stiamo in casa di vostra compare Concettina Sparmacira, saputa sentire come Cagilla. Vero è? E cosa no? Ridanno passano 2 anni, chissà. E non babbiamo, e non lo cominciamo con la discimoria. Si sferniciasse quando basta a parlare, al luogo di fare la parte che è suonata. Ce lo ripeto, chi ci faceva 2 giorni in casa di la Sparmacira. Ma ci a fare visita, chi altro ci poteva venire a fare? E insisto e dico, in compagnia di cui? Compagnia di cui? Compagnia di amici e parenti. Amici e parenti, di cosa stiamo parlando? Voi, quali amici, quali parenti? Volevo sapere i nomi, il cognome di tutti questi che li trascriveremo sopra. Ti scrivo? Non ci scrivi. Me piace, insegnavo di non nominare mai il nome della che ci conosce. Dunque, chi mi sta condannando mia, ovvero di chi mi tendate. Vedesse che io, non sono mio pesce passo parente, va? Allora, forse la signora Assuzza fa l'italiano. Ida non l'ho ancora capito. Caccatinza entra nove tribunali che è testimone di un tremendo delitto. Ma voi, ma allora siete mezza a Signora la viva Labriano, devo sbagliare a parlare, sta settennale, che cazzo, non sono le parti. Finisce direttamente in madera. E chi? Guarda, non lavora per tribunale. E non Ragazzi, scusa, non avete bisogno di sta andando. Di loro e di me. sta seguendo, la sua civilista la sua assistita da rispondere a un pubblico ministero. Io la rispondo solo, sto pubblico ministro gioco. Non mi fa scandare quando pare che sono minazzi. Io la vedo. Pubblico ministero, la cassa sono chi lo va a dire? Senza una cagatino. Ah, che si spicciasse, chi chiacchiere, e gli mandano nemmeno la panza. Il giudice, gli mandano che chiudono. Grazie, chiamiamo. Oh, sì. Signora Assuzza, a sera, dinsa alla casa della Sparmacira, successe una tremenda sciarra tra l'amici vostri e il povero Ciccio. È la verità? Sciarra! Ma sta vedendo o stai piangendo? Ah, sai, mi faccio piangere stasera. Ah, quando mai? Quando sciara? Fu, scaccio di parole. Candanizza, va. Chi ti riceve? Ma ci sta cura solo alla domanda, senza addozionare parole. A rispondendo sì oppure no. Che saggio? Senta, chissà come fa smuovere la cultura degli vermi. Un'altra volta ce la domando sì oppure no. Sì, guarda che non mi sempre spiegare ancora. Ti stai dicendo che fu scaccio di parole. Un caso. Una toppa, dove va, già satta. Io senza che manco ci pensavo un momento, a cominciare a volare. Paroloni e una danza che danza. Ma no, va a fusciare. Come mai? Chissà come la figlia. Ma spargimento di sangue come volete dire? Accidenza! Ma tu stai sentendo come parla il pubblico ministero? Allunga, spara pure, che è para su Ci sta ancora come parla, santo Dio, ma non vuole capire che siamo in tribunale. Qua sta la gente quando dice picchiamo ma santo ci finisce in galera, santo Dio, finiamo! Se uno che può raccogliere, poi è distruffi lo bustare malo cristiano. Capi stuzzica facendo la stessa poco. Ancora con sanzolenza, cara non si fa
girati. Leggere si vuole. Volevo come leggere, vi giuro, che a mezzo da indi si sciariavo, gli avvolavamo i nati, e dobbiamo seggere, figlio. Io mi ero da un ciabbano, tutta scaldata, che mi pintava, che mi stava scippando i capelli. Perciò io niente, stiamo completi, vi giuro, sopra la bozza delle marce, ho fatto stima saluti. Ah, sì? Ma poi dopo, quando poi io visti che un po' mi passa con una scuola che mi ha detto cose, che fece di schinetta di mia? Passai da bagno, no? Per venire in casa, giù. Sì. E chi visto di poveri occhi miei? Che hai visto? Già, che visti? Già, che visto? Un povero zucciscio che mi ha dato un nera che stava sangue. Sindesto, dotti, sangue. Scrivisi, cancelleri, sangue. Sangue? Ma ci fu sangue e si arrivi. Adesso c'era lì una sorella, adesso c'era lì a capola. Scrivisi, cancelleri, sangue, scrivisi. Avanti, andiamo avanti, a quei automisti, Mi guardo questi qui. Annuto, ce lo dico io. Ossia, visti lo suo amante imputato di uno spellacani, spaccare il cuore al povero Zuciccio con un colpo di rivoltero. E tutto questo solo per lavare con lo sangue una diceria cittadina. Supposizioni, eccellentissimo Presidente. Supposizioni del pubblico ministero. Vi affanno. Opposizione a cui chiusa, bravo. Pubblico ministero, ci raccomando, Mi raccomando di parlare solo dei fatti senza mettere cucino solo, ovvero niente supposizioni. Niente supposto, giusto ci giudici. Ah sì? Io ci replico la domanda allora. Signora Susi, lo so amante di uno per la cane. Aveva movente di commettere questo atroce delitto oppure lo commetteria così, senza motivo, picchiotto. Mi affanno. E che? Mi lavoro. Mi affanno e desidero che l'eccellentissimo Presidente metta a verbale. Un'altra volta il pubblico ministero sta presupponendo che l'assassino con lo Zuciccio con lo spellacani, mentre ancora con signoria non hanno pronunciato sentenza. Opposizione a cui chiusa. Scrivete, opposizione a cui chiusa. Pubblico ministero. Mi meraviglio stasera. Dico, non ci senti? C'era volte che fino a quando non esce fuori la sentenza, Tino Spellacani non è assolutamente colpevole, è solo lo imputato deve essere trattato, chiaro? La regola sia pazienza. Vi faccio allora. Signora Susa, ne contassi allora la soppressione tra i rapporti che c'erano tra lo Spellacani e lo povero Zuciccio. E i noitti o non erano stati allibicati di fresca data, oppure si volevano bene che facci farire. Chi vuole facevo, eccellenza? Ossia, lo sapete meglio di mia come si risolvono certe questioni in Sicilia. Ovviamente non è di qua. O è continentale può dire, boh, non lo saggio. Lo sta parlando, certo lo so. Io secolo sogno. Ma sì, non lo voglio. E se è vero che è di qua, a me è che mi sta contando. Io sono una povera femminetta. E come tale, non conto. E come tale niente ci posso dire. Ma chi mi sta contando a me? Allegamenti, imbucchiamenti, gioco e cose di Sicilia. Ma che dici, signora Susa? Che cosa dici? Proprio perché siamo siciliani, noi siamo a dimostrare di essere come tutte le altre, timorosi e rispettosi della legge, senza chittare causa. E che finendo in tempi quando ognuno di noi altri siciliani si faceva con la propria legge, la legge personale. Finendo, perciò stiamo attenti a quello che diciamo e cerchiamo di essere rigidi al dovere della legge. E chi sono voglio richiudere? Guarda la conclusione, eccellenza, ma giusto dimmi da cominciare. Giusto dice la mia assistita. A me mi dove ce l'ho tenuto di lancio, no, povera figlia, non c'è di vita, a mezza, di mascoli, la potenza, facile e patrone. Perché? E se vedi che attenuante storiche ci figli venire da lì. Ora non volesse dire che avessimo di quale attenuante storiche state parlando. Ma che dite culturale decisione? C'è il mio muovere, presidente. Ma che fanno? Mi prende conto? Ma chi è che dice la signora Zuzza che è vero che non è imputata, ma è sempre testimone oculare di un tremendo delitto. Tremendo delitto? Sì, tremendo, ma se ne benissimo! Ma urni, sapete, scrivete! Sono 2 anni fa. E dunque deve
testimoniare e contare per filo e per segno tutto quello che ha visto, e non c'è nessun tipo di attenuante, cultura compresa, che può tenere. Perciò, avvocato, venisse da non parlare Samu, Ora io Samu. Certo, Samu, ma abbiamo parlato che state dicendo non ce l'ho. Mentre ossia? Non giro che cosa? Parla di chiaro, parla di chiaro. Che volesse dire io? Sì. Che voglio dire? Che vuole dire? Che voglio dire? Ma così me va? Ma guarda della facoltà di una risposta. Quella cosa del giudice. Sì, ma dalla facoltà della risposta. Brava, e che non rispondi. Avanti, andiamo avanti. E andiamo avanti con l'interrogatorio e formuliamo le domande come giusto formulate. Mettiamo un po' di sostanza a sto processo. Un po' di sostanza. Sicuro. Tornavo a lei, signora Suzza. Se non ha venuto alcuni bagnati, mi dicessi in un momento che armavo la mano dell'assassino, ovvero non potevo pensare lo so avanti a ammazzare un povero ciccio. Ma che stai dicendo, avvocato? Non sapevo che dire. Ma lei ragazzi ti senti da me? Non era così. Ma come ci danno sto quelle cancellenze? O più quando rispetti. Allora sappiamo. Ci ho detto, ora, niente supposizioni. E a voi, signora Suzza, senza rispondere, e a rispondissimo, ed è giusto o proprio come dice? Si fa venire, signor giudice, troppo. Io pensavo a me, adesso che sono un discorso, lo stai capendo domenica. Pensavo a me, Maddalena. E poi ci deciso appunto finisce dopo di spiegarsi meglio quando parla. Già che io non comprendo, non so pulisci, quando parla a casa lì una tutta le cioccoda. Non capisco. E allora, carissimo signor pubblico ministero, visto che Vossignoria è catanese e siciliano, la prego di parlare a casolino. Usate qual è casolino? No? Chi ne dove con lo sacramento? Chi da Allora. parlasse a casolino con chi sta in modo che lo capisci e io capisco che magari devo stazionarsi ma si può che stanno facendo schifo. Va bene, silenzio là sotto, allora faccio sgombrare l'aula, silenzio! Signor giudice, però devo stare avvocato, perché caso tutti i gente che avranno sceso tutti i bravi gente arrivati. Ma Presidente, ma scusi, tutti i gente che avranno sceso di caso. Hai a parlare proprio lo vernacolo, lo ricolo, sacramento. Sì, signor. Cacci a parlare. Torno e dico, so che cosa mai, ma stavolta con la sua parata finale. Signora Suzza, cornudanza della miseria infame orta un'envisa, secondo ossia, quando veste l'ultima volta l'ozzo ciccio, come schifo era, ci passi morto oppure te? A rispondersi con degli che hanno a lavorare con tutte le ossa mi sento sano. A rispondersi con tutto l'osso mi sento sano. Ci vado a pensare a minuto. A mia, mi passi morto e buttato in terra. Alla fine ci sei. Senti, morto e buttato in terra. Morto? Buttato in terra? Sì, ma sanno, 2 anni fa. Continuiamo, sicuriamo perché questa sua missione conferma che ossia era presente nella scena di Rudiretti. Basta lunga, santo cielo, signora Suzza, come lo poteva credere un morto se non era da quello? Andiamo a cascare la lingua quando va a cascare. Io non c'era! Guarda che non va bene, vuol dire che non va bene, come prima ci va la cava lingua e ora non va bene, no? Questo dici che è siciliana, quando va, sarebbe un po' di congiufficino. Non sono certo riuscito con la patente, signora Suzza. Io ora non mi ci metto più a ciccia. A stavolta no. Io con sta sua parlata che Dana la sta interrogando, dunque a comprendere che cosa. Andiamo avanti. Con schifo era dalla farmacia. Non c'ho modo, ovviamente avere del televisore. Tipo che ci stanno andando, amici e parenti. Nisba, niente amici e niente parenti. Sono un uomo, voglio sapere. Mi stai spiegando? Mortato l'indicatore. Lo Lo pubblico ministero con la sua scumazza andaucca ci vuole fare dire alla mia assistita dopo non sape. Avvocato pare un dondolo, però io avevo ragione, avvocato non può sia stare muto, e a parlare solo quando ci tocca da parlare. Ma non stai capendo perché io
Muta e pipa. Ma che dovete fare? Ma che cantare su usci? Calma, poi avvocato, la da fare parare e la da rispettare, se qualcosa non dice legge, diciamo cosa di chi fa, come giudice lui mi ha imparato a parlano solo io, guarda che avvocato, io capisco che così non si può pigliare un copione, come niente, o parla ossia, o parla io, non si può capire. Ma chi è questo? Andiamo avanti. Signore, scusi. Lavoro. Ma non lavoro sbubbicato. Sì, ma Non abbiamo a sopportare ancora tutti i soldi italiani. Stai aspettando la sua risposta. Tra tutti sti amici e parenti che riesci ad accompagnare in casa di lo povero Ciccio. Usa armata mano per sparare, tu sparato! Non ha sparato, non ha sparato, alla tua amici dell'auto, non ha sparato. Stai calmo, andiamo avanti. Alleggia, spizzica il mugino, mi sta facendo esaurire. Ah, poi ripudio mai una volta che fosse bello, che faccia bello di cuore. Oh, senti, tu hai una morte. No, amore! A mia Lari non me l'ha detto mai. E pure io! No, amore, io sono mezza stonata, non ci vedo. Ma guarda che chissà. Oltre a essere occa. E pure suonato. Ma proprio dal ministero, qui non può dire. Allora, va, viva ci dissi, avvocato, viva, la parla di tuoi. Non sapete sentire, o no? Lasciando tutto. Ecco. Voglio che ci non sono avvocato, giudici, casa stare muto. Non stai ad afferrare. No, forse non sta cadendo così perché l'avvocato sta stare. Ma che sei stato come avvocato? Non posso fare per rispettare la far parlare. E chi è? Va bene, se mi sei dalla sua parte, ma se non mi chiamo la forza dell'ordine e vi faccio buttare fuori sia il consiglio io sia l'avvocato. Andiamo avanti. Non può fare perché patarici. Sì, secondo me sia che stiamo facendo quasi. Ma di che Ma che pantacuani, ma basta sta cosa. Sì, l'hai pensato, certo, io sapevo che io non dovevo la dire questa cosa, perché io lo sai. E sono sicuro che ora hai rispettato magari l'avvocato che sta Ma perché non sbagliando. c'è stato un aiuto a rispettare, non fa aiuto, invece non mi Signora Mazzozza, l'avvocato difensore, a parare solo quando dice. Chi sta dicendo? Avvocato conoscete, ma sta finendo, non Stanno facendo lisci, mi stanno facendo lisci. Giusto, ma con il mi posso magari intromettere, mi fanno. Pipa! Ma buttare sta viva! Basta di me! A viva, no? Ma mi stai come chiedo, eccellenza! Ma chi è giustizia chi? Mi stai convincendo che nel nostro tribunale certe cose funzionano al contrario. Che tu cacciavaglia vivi acqua, che guardata vivi vino. A sto punto a domani ho diritto a parlare. C'è chi ha la domanda? Diritto a parlare. Parlare, vuol dire sderubare da tutta una volta, poi ce ne andiamo avanti. Ogni tanto una bella comunità. Ci siamo tutti orecchi, parla. Dunque, voleva dire non ve lo do rispondere, la parola, non niente, Oh, guardatela! Finivo qui e finita! Caro collega, sono tutti chiacchiere e tabacchiere di legno! Fossi meglio così da si sta muta! Calcilanzetta! ma i pubblici canastati Non sta parlando pubblico ministero, non si può che lei è tutto il presenza della cosa da lei! La sua scelta di cazzo lo sapete! E tutto il sapete! Avvocati! La pescaria, è vero, un esempio, stanno laminando, chiarite, santo Dio, basta, da ora in poi, come qualcuno quasi deve dire, anche a voi che siete dei pubblici, ufficiali, per finire in galera, mi stai attaccando perché mi giro nel partito, non ce la tutto, volete essere chiari, basta che non la mettiamo. Ma ci insegniamo, c'è una sicura. E allora, devo una volta sentita, a
ancora, quando uno parla, lavora da stare muto, perché la finisce a schifino. Che il pubblico ministero chiama lo sport. Ma hai ragione, signor Presidente, visto che a studienza pigliamo la strada di Lacito. Ah, signora Suzza, visto che a ciò che hanno detto finora non avevi né capo e né manco coda, e lo vuole dire una buona volta con ammazzavo lo povero suo ciccio? Ma perché mi ho fatto male a me? Che c'è? Che ci domandando? Ma perché mi ho fatto male a me? Ma che ce ne fa? Ci faccio di partire? Io sono una poveretta. Ma perché mi ho fatto male a me? Ma che ce ne fa? Perché ce l'ha con mia? Non mi va bene. Io lei ne sa, ma che saggio io? Ma sua madre, ma andate dicendo, no? Oggi lo spellacane, a me che schifo che state contando, io ne disagio. Lo dissi il nome, Presidente. Lo dissi il nome. Lo dissi. Lo dissi. Lo dissi. Sì. Ma che stai facendo? Sì, faccio, non ti servo, mi piace. Scusate, signor Presidente, mi lasciai il bicchiere di la contentizza. Cancelleri, lo rivalizzavo un uomo fatto di la testi? Sì. Aspettiamo, basta, capire, mi piace. Signori miei, basta, non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Vabbè, comunque, ci siete levati. A posto, signor pubblico ministero. Bravo. Che sono strutturalmente? Ma che siete parenti di tutti i giorni? Che premettessimo d'accordo per sbagliare da povera femmina sventurata? Ma attenzione, perché io ritorno alla coppia d'Assisi, hanno un consiglio generale della magistratura, hanno un presidente della Repubblica Italiana, e carabinieri, e bomberi, a tutti! Abbiamo sto rubato! A tutte pare! Sì, a tutte pare, a tutte! Avvocato cercavo di calmarmi, perché vedete caccani, cricca e compricoli non ce n'è. Che sia pubblico ministero, formulasse la domanda come è giusto di essere formulata, perché l'avvocato non ci viene più, che avete un ora che la formulata in modo diverso, ma come l'avvocato capisce magari. Va bene, vi faccio la domanda, procede e riformulo l'intorno. Signora Suzza, Pino Spellacani, un schifio è, e a Possia, gli schifio ci venne. Ha rispondissimo. Iddo è l'uomo mio. Giusto. E la sparmacira, detta Candilla, tu cattue. Ugadue da carillazza su simulare. Da cagliola che c'è vista spuntare il gravo sulla macchina. Sì, ucattue. Iena carillazza su simula. Iena tinta stumbaglia. Iena sciole catapina. Vabbè, si capisce a lunga, capito sia, e ne arrivati, ovvero l'amanti di Rusozzito. Ma calmo! Lo pubblico ministero ci vuole fare dire alla mia assistita una cosa che ancora non avete pronunciato! È giusto che l'ho preso, proprio come stanno lì. Chiamiamo luce sola sta avvocato, ma quando sai pubblico ministero. State scandando, ma chi mi conviene? Così è grande diventa più bestia Comunica ci può mettere una boca alla testa questa parola che non dovrebbe entrare. La possia non ci riesco ancora. La possia, e c'è da buttarsi, cadendo qua all'acqua a guardare. E da quando si rompe. E suonare un dito a un buio. E suonare un dito a un buio. Formuliamo le domande come giusto formulare e muoviamoli perché stiamo morendo da fare. Non licenzia, signor Presidente, rifaccio l'interrogatorio da una maniera. A catterata c'è come tutti i carabinieri. Signora Suzza, c'era un vincolo inattaccato tra lo Spellacani e la Sparmacina. Che saggio. Ma pure che c'è vista stata un'antesa fra tutti noi. E non c'è stato mai niente.
E che se ci posso assicurare io, perché per la macchia si andesse pastorale che sta ammazzando io che mi stesse mani. Coscienza, questa riscossione che mi sta facendo. Chi mi volesse mettere in bocca, verità, sopra la morte del povero ciccio, io sta cosa non la posso tollerare. Giusto dice la mia assistente. Sta cosa non si può tollerare. Dopo ci fosse di impuntarsi, ma l'ha superata. Dico solo alla sua assistita, che non può bene di certo insegnare a mia lo ministero. Voi facete la testimone, a mia, lasciatemi fare lo pubblico ministero. Gesù, e come sa sta picchiando? Alla fine che cosa ci resta da questo sconcio? Si è picchisto ora poco più di denti. So che voglio sapere piuttosto, e se visti dalla faccia che ammazzavo lo povero Zuciccio. Signora Sosa, s'avvalessi dello diritto a non rispondere. Ma perché ce l'aveva la parola destra? Ma chi non ha cercato di fare la parola, ce l'aveva la parola. Ma dopo 2 ore aspettavo la sua testimonianza, se così, la salvalenza della facoltà non risponde a una caraita. Silenzio, per mia aveva dato già troppo assai. Ma chissà come faccia bagna lo pari assai. Ma che state venendo oggi lui? Mi parete una corda con lo doppello. Peggio di essere scegli nel piattino. Ancora questa giuretta, ossia che di vuota la sua cliente, non posso mettere a giocare un posto con quello che... Avvocato, ringraziate Dio che sono il presidente di questa giuria, perché l'uomo Matteo non ne può restare. Sapete che vedevo? Siccome mi fa distruggere un gran mal di testa. No, io non giro la testa, mi capisce? Mi viene un gran mal di testa, sapete che vedevo? L'udienza e tutto. No, come, signor Presidente? Dopo mezz'ora che avevo un uomo di spella cani. Non mi interessa. Ero verbalizzato che ci guardai magari mezz'ora che venivo di essere il pubblico ministero mi ha un nome che venivo di stare silenzio, di parlare come è giusto parlare, che non ha un vecchio, voi non avete fatto che appizzicarvi, e se quando io sto morendo dalla fame, l'udienza è tolta, le mie non mangiare e l'udienza sarà data da destinarsi. E signori miei, a unire che non ce la faccio più Presidente, io non voglio mangiare. Signori, l'udienza è tolta. Ho detto, l'udienza è tolta! Ma com'è? Come può sempre assistere alla stessa storia? Non si può mai processare come di giusto in questa catana. Tutti vogliono essere trattati con i panti gialli. E non tu sapi niente. Non tu hai visto niente. Non tu parli. E non tu mi vedi. Solo io mi vedi. Ma che mi vedi a fare? Per forza ce la volevamo fare pagare sempre a quella che non c'è colpa. Amonine, ma signora Suzza. Sì, avete ragione. Amonina, avvocato. Avvocato? Ma che scandalo mi fece picchiare questo pubblico che viene sul gioco? Con mia sapeva picchiare, con mia. Cara signora, la cultura si può pure criticare per carità, ma non si può condannare per un semplice motivo che tutti noi altri siciliani, e dico tutti, siamo figli di Dio, e questo non si può né cancellare e manco processare. Ne hai libri e manca mia.
ripeto, quando il nostro Alessio Patti ci raggiungerà l'onore dell'opera Piccolo Sacramento, che stiamo è anche il compleanno del nostro Alessio Patti. Alessio, a te la parola. Che cosa posso dire? Sì, no, nel senso che la lingua siciliana, come vedete, riesce a dare musicalità, emozione, sentimento, allegria, quindi dobbiamo insistere e promulgare la nostra cultura in tutti i modi, a partire dalla poesia, dal teatro, dalla musica. Come vedete c'è stato un connubio meraviglioso di arti che ci hanno fatto in qualche modo sorridere e far pulsare il cuore. Quindi grazie a voi, grazie soprattutto a questa compagnia meravigliosa e ora abbiamo un personaggio per noi importante che ha, come dire, relazionato più volte il Piccolo Sacramento, e quindi invitiamo sul palco il professor Gregorio Monaco. Che ci ha dato a disposizione ovviamente questa location. Grazie anche tramite il nostro Giosuele Sciacca, che ha fatto di tutto perché Alessio Patti, la sua opera Sicilia Cuore Mio, poteva godere come ha fatto di questa location. Grazie ai tecnici, grazie ai fotografi, grazie a Videomedia Pino Parisi, grazie a Sicilia Cuore Mio, e adesso professore a lei la parola. Mamma mia, sono schiacciato da questo è abbracciato dal nostro affetto. Sono qui perché un invito di Alessio non so. E quando me l'ha scritto l'altro giorno, che il giorno 11 si rappresentava una parte del Piccolo Sacramento, io sono dovuto per forza perché? Perché la lettura del Piccolo Sacramento, che io non ho presentato più volte, anche se la prefazione del professore Giovanni Vecchio, che stasera voglio salutare e voglio fargli gli auguri più grandi, perché per me e per Alessio Giovanni Vecchio e basta, e non diciamo. E ho presentato più volte e ho vissuto ogni volta questa atmosfera. Proprio stasera, nelle 3 rappresentazioni splendide, mi ha accompagnato anche il mio nipotino, perché ha visto dal vivo cos'è un teatro in siciliano, cosa esprime. Abbiamo semplicemente assistito alla natura e alla tragedia della Sicilia. Tutte e 3 i brani che sono stati rappresentati hanno detto qualcosa di noi siciliani, che non si può dire altrimenti se non attraverso il teatro e attraverso la poesia. La prima, il pazzo. Il siciliano è fondamentalmente pazzo. L'ha detto Pirandello e è inutile che ci discutiamo. La seconda, il cuore. Il cuore. Noi siciliani siamo il cuore e ognuno deve fare quello che sa fare, cioè deve amare come sa amare. La terza rappresentazione, che sembra leve, che sembra comica, di fatto non lo è tragica in una misura diversa. È tragica perché dimostra come noi siciliani, con le strutture intellettuali, non sempre ci sappiamo fare, perché abbiamo sempre il cuore, l'istinto, la forza di immergerci in una realtà che altri non possono. Stasera è stato bellissimo. Ti ringrazio di avermi invitato, ringrazio i bravissimi attori che hanno veramente lasciato, per esempio il pazzo, dai pazzo, sei calmato un po', sei calmato.
la parte spazia che si può. Non so se è un complimento o meno, ma questa pazzia me l'ha passata tutta adesso. Perché come cantava Gesù e le prime, hai un bisogno d'amore, hai un bisogno d'amore, e quell'uomo ha bisogno d'amore, perché non è pazzo, lo ritengono pazzo. Fatto alla siciliana. Esatto, ma ha bisogno d'amore, e tutti noi come siamo fatti, non abbiamo bisogno d'amore. Ecco, questo è il teatro, questo che ci aiuta, ci vede. È splendido vedere queste cose. Purtroppo, quello che passano della Sicilia, della cultura nazionale, è quella cosa caramellosa, mielosa o sciocca, tipo semi-mafioso e cose del genere. Mentre la Sicilia è questo. E nonostante noi ormai, le nuove generazioni, si sentano lontani da questo spirito, di fatto lo portiamo addosso. Quando ci troviamo in situazioni difficili, esplodiamo così. Alessio è inutile che ne parli di te, perché di Alessio io ho letto tutto quello che c'era da leggere, non solo, ma ho preparato anche un'altra opera, ho parlato anche di un'altra opera, penso che Alessio non ne può sentire più, per carità, io mi farei ad ascoltare grazie, ma la serata è stata era una serata contraria al tempo, freddo, influenza. Io che non sono un ragazzino e che perciò dovevo venire qua e la cosa mi metteva un po' in ansia, l'ho fatto perché sapevo di non sbagliare. Grazie a tutti e soprattutto ripetiamo, siamo siciliani noi! Perché abbiamo avuto un grande regista, Franco Leontini. Facciamo la Grazie. Signori, aspettiamo alla prossima.